Una festa grande e sentita a Gemona del Friuli per i 174 anni della Polizia di Stato nell'anno del cinquantennale dal terremoto del 1976, con una serie di racconti e ricordi moderati dal giornalista Tony Capuozzo, davvero da brividi. Sì, ho usato le parole giuste, è stata una giornata da brividi e i messaggi che sono usciti da questa mattinata sono messaggi che ci fanno anche rincuorare in un momento storico nel quale il mondo è in subbuglio. Qui esce un messaggio di speranza dove ovviamente l'amore, la solidarietà, la voglia di fare, la determinazione possono far risorgere ogni persona, ogni paese dalle macerie, e questo è un messaggio veramente importante per il futuro. Nel terremoto c'è chi ha perso tanto, anche la vita, come anche è successo ai poliziotti caduti nello svolgere il loro lavoro per la sicurezza degli altri. A volte io ho avuto modo purtroppo in prima persona di non trovarmi più qualcuno in ufficio da un momento all'altro. Penso ai colleghi della statale che nel effettuare soccorsi più delle volte si sono trovati in condizioni drammatiche e tragiche dove ci hanno rimesso la vita. E noi chiediamo tutti i giorni tanto, ma sempre a salvaguardia del nostro sistema democratico e della collettività. Sicuramente sull'attività di prevenzione ci stiamo lavorando tantissimo. Un bilancio eccellente per la provincia di Udine con oltre 300 arresti, 50.000 operatori in campo, 82 fogli di via, 54 ammonimenti, 29 DASPO, 592 stranieri irregolari rintracciati e poi 75 espulsioni, passando per le oltre 1.000 patenti ritirate, i quasi 50.000 controlli a bordo dei treni, la massima attenzione sul codice rosso contro la violenza di genere e la disarticolazione di piazze di spaccio cittadine e una risposta sempre più pronta contro le truffe, anche se la lotta al crimine non prevede pause. Noi abbiamo veramente delle specialità che si muovono su tutti i campi della vita purtroppo civile che alla fine cioè la criminalità si evolve come una specie di azienda su tutti i vari livelli e noi dobbiamo essere in grado di poterla contrastare in maniera adeguata.